Coop Startup è il programma nazionale promosso da Lega Coop e da Coop Fond, che è il fondo mutualistico delle cooperative aderenti a Lega Coop, per far nascere startup cooperative in tutta Italia. Sono dei programmi che noi attiviamo insieme alle Leghe Coop territoriali e che servono proprio ad alimentare un grande ecosistema che è quello delle imprese cooperative che aderiscono alla nostra organizzazione, cercando di individuare talenti e idee che in qualche modo siano in grado di rispondere a bisogni concreti in ambito sociale, economico, culturale. Siamo molto contenti di questa seconda edizione di Coop Startup Veneto, per quelle che sono le idee che sono emerse e per la vitalità che dimostra poi questo territorio in termini di innovazione e di nuove risposte ai bisogni emergenti e spesso inediti, che devono trovare delle risposte puntuali attraverso la forma di impresa, nel nostro caso l'impresa cooperativa. Sì, l'iniziativa che promuoviamo oggi, Coop Startup, è un'iniziativa a cui, devo dirlo onestamente, teniamo molto come associazione, come Lega Coop Veneto. Non dobbiamo mai dimenticarci che ci troviamo in un territorio, il Veneto, dove l'indice di decadimento delle start-up entro i 3 anni di attività è un indice purtroppo molto alto. Per cui l'investimento che facciamo attraverso questo bando è quello di provare a promuovere e soprattutto a sostenere nel corso del tempo, nella prima fase, che di solito è sempre quella più delicata per le imprese in fase appunto di avviamento e di start-up, quello di sostenere concretamente. Quindi insomma ci interessano poco le chiacchiere, ci interessa ancora meno la retorica che di solito si fa in questi casi, ma siamo assolutamente concentrati nel premiare quelle che sono, secondo noi, le idee più convincenti, più avanzate, più moderne, che attraverso questo bando riusciamo in qualche maniera a premiare e a finanziare e a sostenere per uno sviluppo del movimento cooperativo veneto che abbia un suo significato e da un punto di vista industriale e da un punto di vista dell'innovazione tecnologica.